A parte quello che abbiamo visto, ho citato il caso del Sudan, ma anche quello del Kosovo è un esempio molto attuale. Il Kosovo, dopo la disgregazione della ex Jugoslavia, si è trovato a far parte della Repubblica Serba e i kosovari non erano tanto d'accordo, per niente, non volevano essere una regione della Serbia, hanno detto noi vogliamo diventare uno Stato. E allora fecero nel loro consiglio regionale una legge per consultare i cittadini in esercizio del diritto di autodeterminazione sul tema. Ovviamente anche là era vietato dalla normativa costituzionale serba, loro lo fecero lo stesso, quindi una forzatura di legalità in forza di una norma superiore. Questo è un passaggio delicato, ovviamente. Per fare questo ci vogliono politici con gli attributi, con un coraggio, quantomeno con uno spirito di abnegazione, perché se uno pensa di ricandidarsi alle proprie elezioni non farà mai questo passaggio qua, perché ha paura di bruciarsi la candidatura, chissà chi me lo garantisce. Magari potrebbe essere l'eroe della patria domani, della patria veneta, ma piuttosto che un monumento preferisco una sedia di velluto. Questa è la teoria. La consultazione è fatta comunque, non in modo informale o informatico, perché se non c'è una legge che la giustifica non ha valore, deve avere valore ufficiale, valore definitivo, valore non contestabile. Questo. Se la consultazione dà un esito positivo, perché la maggioranza dei cittadini, e qua i giuristi che abbiamo interpellato anche noi di livello internazionale dicono che in questa materia la maggioranza basta metà più uno, non serve altre cose. Quindi quando va a votare metà più uno dei cittadini e tra quelli che vanno a votare metà più uno è d'accordo, tu puoi fare il passo successivo. Quindi hai fatto la legge, hai fatto la consultazione in forza della legge, il terzo passo è quello che ha fatto il Kosovo, la dichiarazione unilaterale di indipendenza. Io l'ho detto anche in altre occasioni, ci vogliono uomini non contaminati e non contaminabili. L'ha detto la TV di Stato, qui siamo quasi sul politico, ma me lo consentite, dopo le 11 si può. La settimana scorsa, mi pare da Bruno Vespa, un signore ha detto se il Veneto se ne va dall'Italia, 150 miliardi di tasse. Dura una settimana l'Italia. Una settimana. Allora, perché ci vogliono uomini non contaminati e non contaminabili? Perché a fronte della perdita di 150 miliardi, con un po' di spiccioli, che basta qualche centinaio di milioni, ma sono degli spiccioli che al singolo destinati, evidentemente lo Stato ti può corrompere, deviare, si può distrarre dall'obiettivo. Quindi ci vuole una massa di persone in fila che vuole la stessa cosa, che non sia contaminabile, che sia decisa, che voglia la stessa cosa, che voglia raggiungere lo stesso obiettivo. Altrimenti lo Stato ti può stoppare nell'iniziativa. Il fatto è che un atto politico di grande rilevanza, io lo dico con rispetto, ma non ci sono nel nostro Consiglio regionale attuale gli uomini in grado di fare questo passo. Al massimo, forse se facciamo un po' di azione decisa, possono approvare la legge implorando sotto banco loro il giorno dopo che il governo gliela impugni davanti alla Corte Costituzionale per trascinarsi fino alla fine dell'anno e poi presentarsi all'elezione con degli eroi. Se abbiamo fatto la legge, ci siamo difesi con tutte le forze in Corte Costituzionale e lo Stato non ci ha dato nulla. No, lo diceva, me lo dice sempre il mio amico, lo cito ancora, Ipone Cacciavillani, che è un grandissimo, ricordatevi, ce l'ha nel suo studio, uscendo dalla sua stanza, sul lato destro davanti alla porta, c'è una immagine grande così, di 1,50 m, di chi? Di Fra Paolo Sarpi. L'indipendenza non si chiede, si esercita. Ovviamente la forza è quella di esercitarla in forza di un diritto sovracostituzionale e quindi nel solco della legittimità internazionale. Guai se la forzatura di legalità
di ordine pubblico, perché là si è perdenti. Ecco perché ci vuole gente composta, gente decisa, gente che sa qual è il suo progetto, gente che ha consapevolezza e forza e animo di raggiungere un obiettivo possibile, perché è molto più facile, sembra un paradosso, ottenere l'indipendenza seguendo queste regole che non chiedere, andare a Roma a chiedere ancora un po' di autonomia, un po' di trasferimenti in più, cioè fare da questo, quello è da sé, è da sudditi, non da cittadini. Noi rispettiamo l'Italia, la amiamo l'Italia, questo è bello, perché l'Italia è bellissima e come vogliamo bene anche a tutte le popolazioni d'Italia, però nessuno ci può impedire di esercitare un diritto nel rispetto della legalità attuale interna e quella internazionale, nessuno. Se rinunciamo è perché ci meritiamo di essere sudditi.